Corrono le vaccinazioni in Veneto, ma ancora una volta la campagna vaccinale rischia di dover affrontare una corsa a ostacoli. Ecco perché. Intanto vi diciamo che se non ci arrivano i vaccini, evitate di fare polemiche, ma non vacciniamo, perché non ne abbiamo più. C'è una bella notizia che mi hanno dato entrando qui, che hanno sbloccato il lotto di Biella, che sono 22.000 dosi che ci permettono di tirare fiato e quindi fare anche domani. Domani dovrebbero arrivare i vaccini, ma se non arrivassero noi non siamo in grado di fare mercoledì. A conti fatti, a pieno regime, il Veneto può arrivare ad avere 3 milioni di persone vaccinate entro 3 mesi. Noi veramente vogliamo puntare a arrivare a ridosso dell'estate avendo comunque messo in sicurezza chi deve essere messo in sicurezza. Ricordatevi la professoressa Tacconelli, vi ha detto over 65 le donne, scusatemi, gli uomini e over 75 le donne. Prende il via giovedì il nuovo portale unico per le prenotazioni che permetterà, avendo la giusta disponibilità di dosi, di organizzare la campagna in modo puntuale e preciso, da qui all'immunità di gregge. A noi piacerebbe, ve lo dico subito, e potremmo farlo con questo sito, fissare l'appuntamento Luca Zaia che avrà diritto ad essere, perché il sito avrà degli sbarramenti, quindi possono, poi vi spiegheranno, possono vaccinarsi in base a delle categorie per le quali sono aperti i cancelli per una prenotazione. Luca Zaia magari potrebbe avere la prenotazione per il 22 ottobre del 2021 alle ore 9 presso la fiera di Godega. Noi lo possiamo fare in tempo reale. Il problema è che non sappiamo quando abbiamo i vaccini.